Al via stamani le 2 giornate di studio dedicate ai 100 anni dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, organizzate dall'omonimo Istituto di Favara, diretto da Rosetta Monreale, che ha visto tra gli altri la partecipazione del sindaco di Favara Palumbo, di Gaetano Aroni Cattore, con la relazione della dirigente scolastica. La manifestazione si protrarrà anche nella giornata di domani. Siamo qui per festeggiare un compleanno, perché lo ricordiamo come una persona viva ancora nelle nostre memorie e nella nostra cultura. Festeggiamo Andrea Camilleri nell'Istituto di Favara comprensivo che porta il suo nome. Grazie all'iniziativa della preside Monreale sarà un momento di approfondimento, di riflessione. Si parlerà di cultura, si parlerà dei nostri scrittori, si parlerà di questo grande personaggio che tanto ha dato e tanto darà ancora lustro alla nostra terra. Il piacere di essere stato invitato oggi qui a Favara all'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri per ricordare una figura importantissima. Siamo fortunati perché, come sappiamo, qui con la strada degli scrittori ormai abbiamo appreso e siamo orgogliosi di essere circondati da scrittori famosissimi, importantissimi. A Favara c'è naturalmente Russello, ma oggi ricordiamo Camilleri e, riprendendo le parole della preside Monreale, che ringrazio per l'invito, direi che è giusto, visto che nello spirito di Andrea Camilleri, festeggiarlo più come un compleanno che come una commemorazione. È riuscito a trasformare la nostra identità etnografica in un patrimonio condiviso da milioni di lettori nel mondo. La sua produzione è multiforme: teatro, televisione, romanzi storici, gialli, saggi, riflessioni civili. Camilleri è stato un artista poliedrico, sorprendente, spesso fantasmagorico, nella sua capacità di passare da una dimensione creativa all'altra con una naturalezza disarmante. Ma accanto all'intellettuale Camilleri è stato anche un educatore, un maestro di civiltà. Appunto, la nostra scuola cade su questo nominativo. Ci ha insegnato la tolleranza, la capacità di stare insieme, di non temere ciò che è diverso. Diceva: non devi aver paura dell'altro, perché anche tu sei l'altro per qualcuno. Una lezione oggi più preziosa che mai, capace di ricordarci quanto il dialogo e l'empatia siano fondamentali per costruire ponti e non barriere. Nel nostro contesto, quello di costruire un ambiente di apprendimento proprio improntato sulle peculiarità dei nostri alunni, perché oggi ognuno ha uno stile cognitivo diverso.